Hello, my name is Ulises and I work as a designer here at Solaris Software. I'm in charge of design for hardware and for our software user interface called PayGops to provide flexible and inclusive pay-as-you-go solutions designed in the field for the field. Every day we conceptualize and prototype new technologies and software innovations in our offices. Lately we have been working on the design of a new proprietary lamp project. The idea was to create a more powerful and flexible product with an incurvate lamp cover. First, I made a preliminary sketch of the product. Then, I created a prototype to match our concept design. After a few additional tests, we had a first workable version. But how to know if what I've imagined in my head is the adequate lamp, both in terms of design and power? Would this really answer the specific needs and taste of both distributors and users in the remote off-grid area? Only one way to be sure. So I jumped on a plane to meet our partner Solaris Tanzania to test the lamp, get inputs from the field teams and interact with their customers. Because we are running our own operations in Tanzania, me and my colleagues, developers, have direct access to insightful knowledge from field staff, partners and customers. Our unique in the field, for the field philosophy is a real differentiator in building long-lasting innovations in remote places with such cultural differences. For weeks, I motorbiked through the Tanzanian bush with Solaris Tanzania's technicians, also known as Rafitis, to find new customers, carry out installations, and provide after-sales care to better understand operations reality. It was the perfect opportunity to test the lamp prototype under real conditions, take notes of improvements to be made on the design, and get as much feedback as possible for future innovations. While we carry out every stage of the design process, field testing of product and software is key for improvements. With my head full of new ideas and projects, I was ready to go back to the office to improve my design based on this field experience. What is really beneficial for our clients to help them gain in efficiency at the last mile is the fact that we follow this bottom-up approach of design in everything we do and remain as close as possible to the field reality. To replicate such immersion, another great source of information is the real-time data and metrics analysis from PayGops. Observing the past growth and pain points of Solaris Tanzania with this tool really inspires me to build tomorrow's inclusive solutions. Experiencing the full cycle of innovation on both hardware and PayGops is a fulfilling part of my job. It encourages to test and learn every day in an environment led by pragmatic innovation, experimentation, and iteration of ideas. At Solaris Software, we collaborate and promote organizations, driven people, and change makers. So if you're a talented engineer, an ambitious distributor, or a creative product manufacturer, please join us in this adventure, in the field, for the field. Bene, BCTV, siamo in diretta. Però non sa che una ragionata qui in Claudio, che io chiamo di no in dainanti, al servizio un video dell'ambiente in un be, insomma, tutto sovano, un attimo che è mancata la linea, un attimo, Okay. We had a simple idea when Solaris Tanzania started. Un attimo, ecco qua, è mancata la Over a billion of people lack access to clean and affordable energy. People have to walk dozens of kilometers just to charge their mobile phones. Each year, people die for unsafe kerosene fires at their homes. Children cannot study at night because there is no power. Scusate un attimo che abbiamo un problema. And here at Solaris, we have a solution. This solution is a solar device that
Ecco qua, bisogna non riusciamo anche a studiare Satiru programma. Allora, siamo dicendo che in Claudio ha servito in quell'ambiente travaglia, un ambiente del giovane, mette entusiasta, a tutto ovviamente, sente esperta, chi in titolo e chi in preparazione proprio umana, insomma, come non osata descrivere bene questo ambiente, Claudio, che è sul ruolo suo, come è best arrivato e tutte queste belle cose, insomma, per noi alla Sischire sono davvero belle cose. Che siamo scoprendo e danno che in questo vizzicheso è stata una generazione che davvero si sono azzappati in domissori in tutto il mondo, cioè sono riusciti a entrare in questo mondo o chissà preparazione e chissà volontà che hanno zappato una carica incredibile, insomma io ne sono restato veramente meraviggiato, ma vino a preziati, insomma, e aggradisco tutto su chi so idenne di questo giovane piccino rispetto a me, insomma, è sicuramente esempio da piccare in considero fino alla posa gioventù e nuove che si sono pesanne. Claudio, allora, ite non narra come a questo popolo bizzichesu che si tratta di romanzesu pronto a t'ascoltare, insomma, ite alde non narrere. Perfetto, un saluto a tutti, un saluto a chi hanno questa ascoltando, compagno me, grazie per questa opportunità, che mi ha dato da dare, di contare un po' di me, del mio lavoro e teatro. Quindi io lavoro per un'azienda, è una startup, quindi è un'azienda abbastanza non grande, diciamo, siamo in 20 persone. Io mi occupo della parte elettronica dell'azienda, quindi dello sviluppo elettronico e tecnologico dell'azienda e più precisamente sono il capo progetto dello sviluppo tecnologico elettronico del dispositivo. In questa azienda, che si chiama Solaris, è un'azienda che è nata 5-6 anni fa in Inghilterra e poi ha aperto anche una sede in Spagna, a Valencia, dove io vivo adesso, già da 2 anni, quando mi sono trasferito qua, e in Africa una succursale in Tanzania, che sarebbe una regione sulla costa di fronte all'isola di Zanzibar, sotto il Sahara, quindi più o meno sull'equatore. È una regione dell'Africa che è abbastanza povera e abbastanza problematica sotto diversi punti di vista sociale, politico ed economico. Io ho iniziato come ingegnere elettronico il primo anno, poi successivamente, poiché un componente del gruppo, del team, aveva lasciato, allora sono stato promosso a capo progetto, quindi il mio team è composto da 5 persone in tutto e io mi occupo della gestione dei progetti, fare domande per fondi europei, gestire il budget, gestire le risorse sia tecnologiche che umane, quindi i vari ingegneri del team, chi si deve occupare di che cosa, e quando ho tempo, diciamo il 30-40% del mio tempo, mi occupo anche dello sviluppo tecnologico, quindi il mio compito è disegnare circuiti elettronici, programmarli, quindi un circuito elettronico simile a quello che può essere all'interno di un cellulare, programmarli e poi mi occupo anche di testarli una volta che sono stati prodotti dipende dove, principalmente in Cina. L'azienda si occupa, adesso il compito principale dell'azienda o la missione è quello di portare l'elettricità in paesi dove non c'è accesso all'elettricità, quindi paesi appunto dell'Africa dove ci sono 800 milioni di persone che non hanno accesso all'elettricità e nel mondo ce ne sono 1,3 miliardi, non contando paesi del Latino America o del sud-est asiatico come l'Indonesia, per esempio, la Thailandia, zone rurali comunque.
In queste zone non c'è l'accesso alla rete comune, alla rete elettrica che abbiamo in Europa o nelle nostre case, e quindi ciò che vendiamo noi sono dispositivi dove ognuno ha la sua piccola riserva di energia, quindi formata da un pannello solare, un convertitore di carica, quindi converte l'energia che arriva da un pannello solare per caricare una batteria. Quindi la batteria funziona per immagazzinare l'energia, così che la notte, quando non c'è la luce solare, uno può comunque utilizzare la carica che è stata immagazzinata nella batteria per accendere la luce, per guardare la televisione, per tenere il frigorifero acceso, per esempio, o per caricare il telefono. Questi dispositivi, purtroppo la gente di questi posti è gente che vive alla giornata con 5-6 euro al giorno, vive di agricoltura, vive di industria tessile, vive delle cose che trovano alla giornata, quindi non si possono permettere di comprare questo dispositivo tutto assieme, ma lo comprano a poco, facendo tramite un codice nel cellulare. Loro comprano, non so, una settimana di utilizzo del dispositivo, e una volta inserito questo codice il dispositivo viene sbloccato per una settimana. Una volta che scade il termine, allora loro possono ricaricare e sbloccare il dispositivo per altri 5 giorni, una settimana, 10 giorni, fino a che tutto il debito, quindi supponiamo 150 euro del costo del dispositivo, è stato ripagato. Di solito anno. Una volta che succede questo, che il debito è stato ripagato, come successo a molti dei nostri clienti, loro hanno la proprietà del dispositivo per sempre, quindi non devono più all'azienda, ma sono proprietari esclusivi del dispositivo. A questo, insomma, avete buscato una maniera per aiutare questa popolazione che chi non ha una rete elettrica. Forse sì. Scusate, noi il manco del problema lo comprendiamo, che siamo abituati a anche saccare la presa si spina e dai cui si sa corrente, insomma, non sparete una cosa logica quasi che sia degai, come avremo solo binette, nos aspettavamo che abbasse sabba, ma tutto il mondo non è gai, che sì, beste questa società, la Solaris, in un vettore travaglia, che appunto ha posto questo problema e lo ha risolto, ha dato una soluzione che non è una soluzione tecnologicamente semplice, insomma, che io poleghen un pacco di questa relazione, di questo intervento che hai fatto tu in rivista scientifica, in questa IE Explore, che è una rivista scientifica molto importante, ha posto un articolo del 2002, e questo è un ultimo del 2017. Cosa da metà complessa, da circuito multistratos o superconduttore e così via, quindi presupponete una preparazione meta specifica. Ecco, come te sei arrivato tu a questa preparazione? Che forse la maggior parte che sono ascoltati nel geomatessi, nonostante a capo ingegneri ha proprio pure dato esami dei controlli automatici e dell'elettrotecnica, promene ste arabo su matessi che hanno bipoiosa e dai agarro del transistor, e quindi a dare dei circuiti multistratos o presuppone una preparazione non indifferente. Come te sei arrivato tu a questa preparazione? Perfetto. Io ho cominciato a studiare sul liceo dei Visti, su Michelangelo Fira, quindi già in cui mi hanno dato una preparazione molto importante da un punto di vista scientifico. Sono stato preparato in matematica, in fisica, in chimica, in tutte le materie di scientifica sul percorso universitario. A me mi è sempre spiegata la parte scientifica dell'elettronica, del computer, e quindi dopo deciso di trasferire a Torino, a sul Politecnico, per studiare ingegneria elettronica. È un'università pubblica, molto importante, e già la qualità formativa è molto alta.
Quindi ho studiato lì 3 anni in ingegneria elettronica è stato un periodo abbastanza importante per la mia vita, quindi sono cresciuto da un punto di vista non solo delle competenze, ma anche da un punto di vista personale. Una volta che mi sono laureato, dopo 3 anni in ingegneria elettronica, ho deciso di specializzarmi e fare un master di 2 anni all'estero in micro e nanotecnologie, quindi praticamente portare l'elettronica a dimensioni molto ridotte, alle dimensioni di una cellula per esempio, perché altrimenti tutto ciò che entra ad esempio in un cellulare, un dispositivo molto piccolo, non ci starebbe. Quindi adesso l'elettronica si sta evolvendo verso la miniaturizzazione, come si dice, quindi a scale veramente molto ridotte che si possono vedere difficilmente a occhio nudo. Quindi ho studiato 6 mesi in Francia, 6 mesi in Svizzera e poi ho fatto la tesi di laurea a Berkeley, che è un'università in California, vicino a San Francisco. Ho studiato lì, ho fatto la tesi di laurea, fabbricazione di dispositivi elettronici e fabbricazione di dispositivi ottici, sempre in nanoscala. E una volta che mi sono laureato, quindi ho finito la tesi di laurea in California, ho trovato lavoro negli Stati Uniti, a New York. Quindi dalla California mi sono trasferito a New York, quindi cambiato costa, cambiato clima, è cambiato stile di vita, perché la California è un posto molto tranquillo, molto rilassato. Cioè, un po' posso paragonare un po' alla Sardegna dal punto di vista perché è vicino al mare, sempre molto soleggiato. È una città molto vivace, molto frenetica, da un punto di vista pure molto stressante. Quindi ho lavorato quasi un anno lì in una università a Columbia. Ho partecipato a un progetto di ricerca molto importante, discreto successo, per sviluppare un dispositivo elettronico e ottico per l'analisi del sangue in paesi in via di sviluppo, come per esempio l'Africa, dove ci sono molti problemi legati alle malattie sessualmente trasmissibili come l'HIV, quindi l'AIDS o la sifilide o l'epatite. Di solito i test che vengono sviluppati in Europa sono chiamati test ELISA, costano dai 18 ai 20.000 euro, e in questi paesi non se lo possono permettere perché non hanno la strumentazione e non hanno nemmeno i tecnici per poterli utilizzare. Quindi la nostra idea è un dispositivo abbastanza che potesse essere usato da molte persone dopo un training, un allenamento o una spiegazione abbastanza rapida, e che fosse soprattutto economico, quindi sui 50 euro. Naturalmente la sensitività di questo dispositivo non è come quella del test ufficiale, però i costi vanno rispetto ai benefici, rispetto ai costi sono migliori. Quindi l'idea è stata sviluppare questo dispositivo che attraverso l'analisi di un paio di gocce di sangue può dire se una persona ha contratto il virus dell'AIDS o dell'epatite o della sifilide o meno. Ha avuto un discreto successo perché semplicemente connettendola a un cellulare si possono avere i dati dei pazienti, avere i risultati in tempo reale, costa poco ed è abbastanza funzionale per ciò che serve. Quindi ha avuto molta risonanza nei giornali sia americani che extraamericani, quindi in Europa. Nei giornali italiani, mi ricordo, è venuta anche una troupe a intervistare a noi nella quindi è stato un progetto molto interessante, che è molto gratificante perché senti che stai aiutando qualcuno a migliorare la propria aspettativa di vita e migliorare soprattutto la salute e la prevenzione. Dopo un anno quindi ho finito la borsa che avevo lì e ho deciso di restare a New York perché era una città che penso poteva ancora darmi tanto, è molto
interessante da un punto di vista della vita, delle persone che si incontrano lì, è un misto di razze, di culture, di energia. Quindi ho deciso di restare un altro anno e ho trovato lavoro in un'azienda che si occupa appunto di superconduttori. I superconduttori sono una tecnologia che lavora molto a temperature molto basse, sotto i meno 200-250 gradi centigradi, e a queste temperature il passaggio della corrente non va a consumare energia, quindi una cosa non è innovativa perché esiste da molti anni, però applicato all'elettronica e a dei dispositivi elettronici è abbastanza nuovo. Quindi sono stato lì un anno ed è stata sempre un'esperienza molto formativa, molto interessante, sono cresciuto molto, però allo stesso tempo mi mancava un po' casa. Io sono molto legato alla Sardegna, sono molto legato ai miei amici che sono lì, alla mia famiglia, quindi non volevo restare troppo lontano, troppo a lungo. Quindi piano piano ho iniziato a cercare un lavoro che mi potesse portare in Europa, e l'ho trovato a Berlino, in Germania. Sono stato lì un anno e mezzo, sempre in un'azienda, eravamo sempre una ventina di persone, sempre nel campo biomedicale come a New York, che si occupava di sviluppare organi artificiali, quindi per esempio dei polmoni artificiali, da dei dispositivi elettronici e da dei sensori per misurare la pressione, il flusso di ossigeno, eccetera. Sono stato lì un anno e mezzo, ho imparato molto dai miei colleghi, sono cresciuto, però sentivo che mi mancava qualcosa perché non so se mi sono ambientato tantissimo a Berlino per forse il clima, la gente, il cibo. Quindi avevo sempre intenzione di spostarmi più vicino o in un paese più mediterraneo, più soleggiato. Quindi ho iniziato a cercare, dopo un anno e mezzo circa, ho iniziato a cercare tramite dei siti specializzati lavori in Spagna o in Italia, per esempio, e per fortuna ho trovato questo annuncio di questo lavoro in Spagna, dove l'azienda si occupava di sviluppare dei dispositivi elettronici per portare l'elettricità in paesi in via di sviluppo, e mi è sembrato molto interessante perché credo che il mio obiettivo alla fine nella mia carriera lavorativa sia aiutare le persone meno fortunate, quindi dare un contributo a chi è meno fortunato di noi, quindi sviluppare tecnologie che possono aiutare queste persone a uscire dalla povertà e vivere meglio. Per me è una fonte di gratificazione immensa, quindi ho deciso di andare. Sono qui da 2 anni, mi trovo molto bene perché i capi, i miei colleghi sono molto giovani, ci permettono molta flessibilità, possiamo lavorare da casa, quindi posso rientrare spesso in Sardegna una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, naturalmente prima della pandemia, e mi trovo molto bene. Viaggio molto per lavoro, sono stato in Olanda, sono stato in Indonesia perché abbiamo dei clienti là, e prossimamente andrò anche in Africa a sviluppare un progetto che inizieremo la prossima settimana. Vedi, una costante che so rilevante tra voi, tutti giovani, go impegnato, è questa gana di dare qualche cosa, di contribuire a aiutare a qualcuno. Questo che mi sembra tua di questo popolo, insomma, che hanno bisogno e così via, l'ha poi rilevato fino a le interviste, insomma, cioè praticamente è diventata una specie di base culturale, cioè bel che sa di manna, ma questa base culturale chi va tutta a aiutare la gente, dai numbe veneti, cioè chi pensa dai cosa che noi chiamiamo saponitura, cioè su aiutare chi è in difficoltà, cioè su pastore che l'ha bruciato sa cervecche su occhio e poi rosatero la aiutano, cioè che questa cultura si è necessita a permeare questa formazione pure di voi giovani, chi in qualche maniera già predisposta a questo offrire
su quel vostro pure in aiuto a qualcuno che ne ha bisogno, su che veramente, cioè giovanni di fornire questa popolazione di dispositivo che è semplice, questo che mi ha nominato, di questo device, possa misurazione di Susambene, cioè non ha ragionato Focus, non ha ragionato diverse riviste, cioè proprio quasi un intervento, proprio non ero missionario, ma di aiuto, di partecipazione, insomma, una bella cosa vero. Tu l'hai intesa questa Sì, partecipazione? sicuramente, come dici tu, Lucia, è qualcosa che probabilmente abbiamo noi sardi, quello di aiutare, di aiutarci, essere molto generosi, aperti verso il prossimo, quindi chiunque abbia delle difficoltà cercare di aiutarlo e mettere le nostre competenze per creare un mondo migliore. Io sono molto legato alla Sardegna, quindi essendo cresciuto lì fino ai 18 anni comunque torno spesso, mi sento culturalmente sardo al 100% e non ho perso niente della mia sardità, quindi porto la Sardegna con me in qualunque cosa faccio, quando parlo, quando penso, quando interagisco con le persone, quando socializzo. Quindi credo che ciò che ho appreso nella mia famiglia, con i miei amici, credo che queste competenze diciamo sociali e culturali mi hanno aiutato a sviluppare questa tendenza nell'aiutare il prossimo, nell'aiutare chi è più sfortunato, e quindi sviluppare delle tecnologie che possano aiutare appunto queste persone ad uscire da delle situazioni critiche che noi non ci rendiamo conto perché viviamo in un mondo civilizzato, in un mondo molto sviluppato, quindi queste tecnologie aiutano sicuramente queste persone a vivere una vita migliore e ne sono orgoglioso di ciò che facciamo, di ciò che ho fatto, perché alla fin dei conti nella vita quello che resta nella carriera lavorativa è lasciare un'impronta, e lasciare un'impronta importante credo che sia un obiettivo che molta gente dovrebbe perseguire per poter migliorare il mondo che ti circonda. Quindi aiutare queste persone per me è una missione, ecco, che mi fa stare tranquillo, che mi fa credere appunto in un mondo sempre migliore e in una collaborazione continua nel mondo scientifico, tecnologico e non solo. Sempre per tornare alla sua base culturale, un'altra costante che sono tante è scusta liceo scientifico l'Inopira Politecnico oppure altra università di specializzazione, come su caso tuo, so 3 anni ho fatto il su Politecnico e poi sul resto su master a tu in diverse parti del suo mondo, quasi chi era scherfito braicare una cultura adatta per vivere il suo mondo, insomma, a parte che sarà chinasa postas in vizi, assai ne questo liceo scientifico de vizi si rivelanne come Raichina come allattatore iniziale de culturas importanti, insomma, e come noi in visti siamo scorrendo pure su rischio che questo liceo ben sta a mancare, forse non rendiamo conto gallo dei risorsa non dia bene a mancare, che beh, tutta la generazione tua, ma vina la generazione successiva che resta allattatinie e isco poi a intervistare vina la generazione un pacchetto pulsovana dessa tua può dimannare insomma pure a issoso, cioè che questa intervista serve per vraicare consapevolezza, insomma, non renderemo conto di tante cose. Io ho pensato come accanto a spasso ha fatto la tecnologia e come voi bisogna entrati in forza. Ma mentre che sul computer che mi sono iscritto io all'università, praticamente in mano canto su salone probania, cioè entro sul computer noi bicircolaiamo dentro
vi circolaiamo, gli diamo bucata sul sistema Fortran e poi così elaborata, ma potete questa potenza ti può tornare di nuda, manco di un Commodore, cioè una potenza rispetto a questa potenza da che come sono intro di un cellulare, insomma, quindi solo a pensare chi appunto pistino schiaboi sono esperto appunto di nanoelettronica, insomma, già mi ortica su che da me che ha così ingegneri, insomma, poi non immagino esattamente, forse probabilmente non iscritti manco su chi esiste di tanta gente, insomma, è un gato. Ecco, chi vive in un mondo complicato, si distacca da essa i tennisco adesso che si è ragionato in famiglia, adesso che si è ragionato in sozzillerisi, adesso che si è ragionato in campagna, o resistiti comunque a mantenere sul duo munnoso collegato a pare? È una bella domanda, quindi sicuramente ci sono molte differenze tra la parte tecnologica e la parte più della vita comune. Il compito anche di noi ingegneri è quello di cercare di costruire un ponte tra chi utilizza queste tecnologie con facilità o chi le progetta come gli ingegneri o gli scienziati e chi poi va a utilizzarle, quindi le persone nella vita comune. Quindi sicuramente diminuire i costi di queste tecnologie e migliorarle, però allo stesso tempo aiutare queste persone a una conoscenza migliore di queste tecnologie sicuramente può portare a un progresso in generale della società, perché le tecnologie ora sono dappertutto e sicuramente occuperanno la nostra vita negli anni a venire e si stanno costruendo delle tecnologie che veramente la gente non si rende conto perché sono talmente avanzate che presto arriveranno, però non ci si rende soprattutto chi non si occupa di queste cose. Quindi sicuramente c'è un gap, una differenza tra il mondo magari molto avanzato da un punto di vista tecnologico e quello meno avanzato, però creare appunto una sorta di educazione tecnologica da questo punto di vista a partire dal liceo, ecco, sicuramente, perché formare delle generazioni future, quindi io per esempio ricollegandomi a questo vedrei una svolta del liceo di Bitti che potrebbe essere incentrata sullo sviluppo e sullo studio dei linguaggi di programmazione, dello sviluppo elettronico, dello sviluppo tecnologico. Sicuramente potrebbe aiutare a formare delle generazioni che potrebbero contribuire sicuramente allo sviluppo della società in Sardegna, dove la tecnologia e le aziende che si occupano di tecnologia scarseggiano, e allo sviluppo della società in generale, se un giorno come me decidessero di partire, però sempre con l'idea di rientrare. Caso il problema si pone te Claudio, cioè tanto alzavano scomo, io qui in mano sono un Samsung S8, io qui in mano, non so qual è il suo rapporto che in questo attrezzo, se funziona o non funziona, cioè, insomma, non che a voi, insomma, se funziona o non funziona, se ha una prestazione, se ha un'altra, eccetera, eccetera, ma non sono di questa prestazione, i tennisco, il display che allunga te, e che poi mostra sul numero, eccetera, eccetera. Tutto un lavoro del gente che attie, chi programma, che schia programma, chi ha che te circuitos e così via. È possibile, esiste una maniera di anche scomprendere a questo giovane che abbia sono meta superficiale, che il cellulare non è che la pema stappati sul cammino, battuto in pala su un mondo che ha su tuo, chi l'ha tavraicato, chi l'ha costruito, insomma, cioè, è possibile che tocca forse a voi a stappare, la maniera
di comunicare che in questo mondo del giovane distaccato guardi da questa realtà, che se non rischiamo di lo sperdere, cioè chi poi questo giovane si indirizza in altre soluzioni, insomma, in altra maniera di comportamento. Forse sì, è stato un compito che vuol venire assegnato pure da questa società, oltre a di andare incontro a questa popolazione che chi magari vive in disagio, però c'è questa disconnessione pure da superare. Sì, sicuramente, certo, ognuno può essere portato per l'ingegneria, per la tecnologia, c'è a chi piace, c'è a chi no, quindi non a tutti interessa. Per quanto se facciamo un discorso prettamente economico, probabilmente i lavori principali nel 2030, il 2040, il 2050 saranno relazionati tutti con la tecnologia, o quasi tutti, a parte quelli manuali. Quindi questi lavori hanno bisogno di gente preparata, di gente che abbia studiato con una certa costanza e certe materie. Adesso l'accesso allo studio di queste materie è molto più semplice rispetto a prima. Adesso c'è internet, c'è la tecnologia, si va molto più veloce, i costi si stanno riducendo della tecnologia perché vengono sviluppate sempre tecnologie nuove. Quindi da questo punto di vista credo che non mancano le risorse ai giovani che vogliono entrare in questo mondo. Sicuramente costa fatica, costa impegno, perché anch'io, certo tu adesso stai mostrando la parte migliore, però come aveva detto anche Gianluca e Simona, ci sono molti sacrifici dietro, ci sono stati periodi di solitudine, di lontananza, di fatica, che però mi hanno aiutato a crescere, mi hanno aiutato a studiare e mi hanno aiutato a migliorare. Quindi sicuramente chi si affaccia in questo mondo, chi lo vuole fare, non è un percorso facile, non è un percorso semplice, ma sicuramente è un percorso che apre la mente, apre a nuovi mondi, a nuovi orizzonti, e se sei valido ti viaggiare, ti permette di interfacciarti con molte culture e avere molte competenze. Io non mi considero una persona particolarmente intelligente o con dei talenti specifici, ma sono solo una persona molto curiosa. E credo che la curiosità sia la cosa più importante alla fine se si vuole progredire sotto tutti i punti di vista. Quindi scoprire sempre cose nuove, una volta che se ne è scoperta una, non fermarsi e continuare a studiare, continuare a leggere, continuare a porsi delle domande. E credo che questo alla fine sia il fulcro della scienza, continuare a porsi delle domande e continuare a scoprire e a studiare. Quindi credo che alla fine più che il talento o l'intelligenza che si possono coltivare sia la curiosità della gente, dei giovani, quello che spinge il progresso moderno. Ecco, quando abbiamo ragionato, Alvina hai dato del suo fatto che questa attrezzatura che voi siete ponendo a disposizione di questa gente che non ha una rete elettrica, ha un suo vantaggio che praticamente non si basa sulla combustione del gasolio o del benzina o così via, o comunque dei idrocarburi e dei fossili, insomma, in generale. Casi no, in cui mi pare che in un anno che è da magari bruciare azotto, bruciare su gasolio, insomma, per generare energia. Quindi Babbina ha una motivazione di carattere ambientale, cioè chi muove tutta questa operazione di saccare tu e appunto ne essere contento proprio di bistare, insomma. Io chiedo di essere passo da innanzi, per esempio tenisco a sapere qualche maniera di collegare questa attrezzatura su una chissatera oppure tipo un smart grid è questo è sul progetto finale adesso che si fa. Per adesso, allora, sicuramente come hai detto tu, questo qui è uno sviluppo sostenibile perché molte popolazioni utilizzano ancora i generatori a nappa, quindi
ad olio, benzina, petrolio e sono molto inquinanti, quindi ci sono le emissioni di CO2, di anidride carbonica e di gas non salutari per l'organismo. E quindi utilizzando queste fonti di energia alternative e pulite sicuramente hai uno sviluppo sostenibile delle tecnologie, che è uno degli obiettivi delle Nazioni Unite per il 2030, quindi sviluppo di energie rinnovabili e sostenibili in tutto il mondo, che soppiantino appunto quelle più inquinanti, che sono anche risorse molto volatili, perché il prezzo del petrolio, come sapete tutti, appunto è molto volatile, cambia un giorno, mentre queste hanno un costo fisso e sono più facilmente reperibili. Aziende che si occupano di queste tecnologie e che collegano i grid, come dicevi tu, questi dispositivi, quindi c'è una rete elettrica dove ci sono una serie di pannelli solari e poi attraverso dei fili elettrici, dei cavi elettrici, la rete viene distribuita in tutte le case del villaggio, che alla fine più che case sono a volte case fatte di fango, palafitte, come abbiamo visto magari in film o documentari. Questo progetto che inizieremo lunedì, loro utilizzano delle batterie adesso al piombo acido, perché sono le batterie più economiche, però hanno degli svantaggi perché sono un po' tossiche e non durano molto in termini di durata. Quindi quello che vogliamo fare noi è introdurre, quindi cambiare queste batterie con batterie al litio, agli ioni di litio, che sono simili a quelle che sono dentro i cellulari, che sono molto più sicure, molto più durano molto di più e a lungo andare sono anche più economiche e più facili da riciclare, che questo è molto importante, il fatto del poter riciclare. Quindi stiamo sviluppando questo progetto per testare queste batterie, per provarle, e se tutto va bene possiamo iniziare a introdurle poco a poco, quindi scambiare le vecchie batterie con le nuove, con quelle agli ioni di litio, che sicuramente miglioreranno la performance, diciamo, di questi dispositivi. Cioè, se spessarne a qualche cosa dai Nantes, intendo, cioè, tenisco da impegno pure magari in Sardegna, cioè, sia per bisogno, siccome la Sardegna è in sviluppo dal suo punto di vista energetico, veloce, insomma, l'energia alternativa generata in Sardegna è già meta, ma ovviamente non fa che sistema, quindi si ha bisogno di qualche sistema di energia tradizionale, che da centrale elettrica, che non un sistema non è stabile, ma un tema che si travaglia a questa che chiamano a supergrid, che deve scollegare sul mare del Nord, che su Sara in corrente continua, e poi trasformare la Sardegna in tanta smart grid, insomma, collegata a pare. Cioè, poi che sotto questo in Sardegna abbiamo usare il bisogno tecnico e preparazione tua, insomma, cioè che tutto è andato controllato chiaramente dai microcircuiti e nanocircuiti, che deve andare un'intelligenza artificiale a tutto questo sistema, insomma. Se si può aspettare questa cosa, che Vinas Italia non è estinto del suo progetto Supergrid, però su cavo del collegamento in corrente continua paradossalmente deve scolare in Sardegna, e collega la centrale che bisogna eolica sul mare del Nord, che in una di carattere fotovoltaico, ma comunque l'energia solare deserto di Sahara. Cioè, in questa prospettiva di dare tu un contributo a questo progetto enorme che il mondo sta preparando. Sì, sicuramente io apoyo l'idea de ir a la Sardegna una día, non nisco cannos, in Bannor de cannos, però mi dia fa che piacere contribuire a aiutare la società, la Sardegna, l'Italia, che io
dopo che mi sono laureato sono partito e non ho mai lavorato in Italia o in Sardegna, quindi penso che devo tornare caricare dai secoli a sai da me, a regione mea, sì, a regione mea che mi hanno formato, mi hanno aiutato in metà scorrere, quindi penso che dare qualcosa indietro sia molto importante, quindi non si schiffa mai, però in conca me a questa idea di girare che ho commentato proprio ma sta legato a provare il motivo. Claudio, guarda, io so veramente meravviato questo atteggiamento, questa modestia che sa cale a date, insomma, molto canto che ha intervistato, insomma, ne sono veramente contento del suo carattere che ha conservato, insomma, del relazionare che si sente, veramente, guarda, pensando bisogna su sente meravigliosa, insomma, bizzicheso, sardos e così via. Evidentemente abbiamo scarchi cosa, sa base culturale che non va tu a questa maniera di non so guardare che si sente. Allora, cattedra chi ti queria può hackere, vediamo un po' come ha pubblicato carca appunto. Ecco, appunto scusto, vediamo a este tena parreionato pure di avere un'istanza virtuale un pacco tutto canto, insomma, chiaramente a te è difficile concordare l'orario, che abbatta vina questione del fuso orario, però se riusciamo a concordare un orario, magari abbiamo una raionata collettiva in un'istanza virtuale e poi ci colleghiamo tramite BCTV a Sazzente Vizichesa che sta ascoltando e tennisco abbiamo una specie di consiglio comunale allargato a voi, insomma, che si in forasa che abbiamo bisogno di un contributo, devo spondere a lavorare, insomma, devo spondere a pensare però Saida Ostraca, poi però non è solo Saida De Vizi, ma Saida Escolmanna, questa è tutta la collettività che gira intorno, cioè si ha bisogno che adesso a voi pure un contributo importante. Tu di essere disponibile, perché chiaramente io ho bisogno finale di aiuto tecnologico, però a che scusto, non ho la tecnologia a esa conoscenza sufficiente per lo hacker, un'istanza, una videoconferenza riesco a gestire, ma questa altra cosa è una cosa un po' complessa, da chi può pensare, magari tu e Gianluca e Carcati, insomma, che siete in questo settore, date una mano. Sì, sicuramente è una bellissima idea a poter fare dare chi tutto il tempo chi si sente che si invita e metta bello che ti confronta, chi si sente e ti aiuta a berre sa mente e tu che vedo a comprendere cosa nuova, a scoprire e a imparare cosa nuova. Quindi sì, io come lo travagliando 3 mesi in domo, quindi sempre anche in videoconferenza in Oche, in Africa, in Asia, quindi non va problema se chiedi un aiuto per organizzare una videoconferenza, per organizzare questa istanza virtuale, sicuramente io, Gianluca, ti potremo aiutare senza problemi e senza sforzi. Sì. Bene, Claudio, mi pare che abbiamo finito la raionata, poi che hanno capitato in bici magari, facciamo una raionata cara che siamo già cara ormai sul villaggio virtuale, sul paesano nostro pensato da età, pare che oggi sia una realtà, insomma. Una realtà ormai sviluppata. Io come penso di girare contesi a Bereniso i confini, diciamo,
a breve, quindi penso in estive mi piace qualche chita, un mese non visto, a vedere tutto assente, a respirare un po' l'aria di casa. No, che siamo a Bellinne Saida, che sono a Kenne Piazza Puntanedda, là sono a Kenne Bisuppamento, questo è un progetto da Lilla Sapiola su Gerano, che sono ponemo flores in totue, insomma, e la bellimus, e poi, insomma, in Sanimo non stiamo preparando a esta inveniente, che riuscimo a fare, che non è cosa da essere cortes aperta, sa prima o su miracolo, insomma, ma abbiamo intenzione in questa esta de bipponne tutto allegria che non abbiamo poi tu ponere sal festa che abbiamo sperdito per su coronavirus. Che mi sono dimenticato di mandare ti ha con un'ultima domanda, come te lo state vivendo voi in cue sul coronavirus? La situazione è simile a quella dell'Italia, quindi è un po' complicata, però a bella non sono a Berin tortillerici, ristoranti, la bistecca, la gente per mascheretta, però più o meno si attentino che pure questa reanne che la situazione torna a questa normalità e ne si può parlare a mare, che io lo dico in 15 minuti. Quindi tutto l'attente è in attesa di recuperare il tempo perduto. Bene. A me sorprendere come teniamo su noi, già viene su modo denaro, no? Salim, vestiti smittiti Salim. Via, este pur forte di su cucinare puro, cioè basta, su tono, eccetera, eccetera. Amo su tante maneras, noi sardos, e vabbè, tutti i popoli a maniera solo, nessuno è il mezzo de satiro, siamo tutti cantos umanos, cioè stiamo tutti a matesida, e saida dell'umanità. Bene. Va tanto a gente che si salutano, Lucia Sanna, Lucia Pinto, Mona Pau che ha salutato e così via, poi ti lascia baitare tutto ti lascia alleghere, sono aggradeschimento che bisogna stato, posso arreglio che abbiamo fatto. Perfetto, grazie mille per questa opportunità e a me servire. Adios.